tutta la cosiddetta Silicon Valley che viene dall'Università di Stanford, ma anche lì i professori di Stanford che originati prima venivano dall'MIT, perché l'MIT adesso celebra i 150 anni, quindi per lo standard americano è un'eternità, è un'eternità. Sì, esatto. E quindi tuttora questo tipo di attività è cominciato negli anni 60, ai tempi dello Sputnik, eccetera, ma continua tuttora perché la tecnologia è evoluta. Sono più le, come dire, la nanotecnologia, e adesso ci sono le biotecnologie che sono sviluppate, e quindi la zona di Boston rimane attiva e il contributo industriale principale è quello delle piccole industrie. C'è un doppio, come dire, legame a doppio filo, cioè ci sono delle industrie che lavorano per il MIT, perché producono, fanno per esempio tutta l'attrezzatura per i laboratori, c'è un rapporto di andata e ritorno, ci sono aziende che lavorano per il MIT e poi c'è il MIT che fornisce. Quindi loro, naturalmente, noi lavoriamo con loro e loro lavorano con noi. C'è un ottimo rapporto per questo. I nostri studenti, adesso c'era uno bravissimo di origine torinese che appunto si sta spostando in una di queste industrie e lavora più vicino, in Kendall Square. Quindi c'è uno scambio, un'osmosi continua. E funziona, insomma, questo anche per dire, no? Perché qui in Italia, come lei sa, c'è tutta questa c'è anche l'idea che appunto senza la grande industria è assolutamente impossibile fare innovazione. Forse non è, per certe cose forse è vero, ma non è in assoluto impossibile. Beh, direi che è il contrario, cioè di solito l'innovazione avviene dalle piccole industrie, poi entra nella grande industria. Per esempio, molti anni fa c'era una grande tradizione di ingegneria elettromeccanica in Italia e io avevo consigliato anche alla Fiat di mettersi a lavorare sulle macchine ibride elettriche più di 30 anni fa e non si era mossi. Quindi, lei ha il vizio di proporre gli esperimenti con 30 anni di anticipo. È quello. Sì, lei ha parlato di Ignitor, è un figlio della filiera Alcator che è cominciato qui nel 69 e che è tuttora molto valida. I miei studenti, è un programma sperimentale. Senta, proviamo a spiegarlo un po' che cos'è questo Ignitor. Beh, il problema, una delle sorgenti di energia più interessanti che esistono, non nel futuro come cercano di dirci, ma che è accessibile, è quella utilizzata nella bomba all'idrogeno. E nel sole, insomma. Quindi si tratta di realizzare sulla Terra degli esperimenti che non siano delle bombe, ma delle macchine in cui la combustione degli isotopi pesanti dell'idrogeno, deuterio e trizio, avvenga in forma controllata. Ora, qui all'MIT, anni fa, quando sono arrivato, ho fatto partire una linea sperimentale basata sulla tecnologia di grandi campi magnetici, che qui esisteva. E abbiamo scoperto delle condizioni fisiche nuove per cui questi plasmi sono confinati. E quindi si prestano... Ecco, provo a fare una piccola... che cos'è? Il plasma è il quarto stato della materia, cioè una roba simile a un gas in cui però gli elettroni sono stati strappati dai nuclei, ma per capirsi, il plasma è una roba con cui noi normalmente non abbiamo a che fare, ma è la forma in cui la materia in tutto l'universo è ampiamente più presente, cioè il grosso della materia è presente in forma di plasma perché è presente nelle stelle, nel gas interstellare che è ionizzato, quindi plasma anche quello lì. Che cos'è il plasma? È materia gassosa, diciamo, in cui gli elettroni, quindi le cariche negative, sono state separate da quelle positive e le cariche elettriche in presenza di campi magnetici curvano, fanno dei moti circolari, quindi disegnando opportunamente i campi magnetici si riesce a formare una specie di ciambella di plasma che rimane confinata, perché il problema è che quello è un gas a 100 milioni di gradi, no? Dentro... Esatto, ma noi quando abbiamo cominciato si riteneva che non fosse possibile confinare bene un plasma e quella è stata una scoperta che il nostro esperimento è stato motivato quando sono arrivato, è stato invitato da un grande professore italiano, Bruno Rossi, che aveva aperto la strada dell'astronomia raggi X, sì. Assieme a Giacconi, che poi adesso ha avuto il premio Nobel. Allora questo esperimento era stato fatto per riprodurre questi plasmi che sono
attorno alle stelle Ragis, che allora erano poche, erano 7, adesso tutto il cielo è pieno di stelle Ragis. Quindi eravamo partiti con l'idea di simulare l'astrofisica e poi è venuto fuori che questi plasmi, questi esperimenti sono utili per provare l'accensione. Per provare l'accensione, ecco, il termine chiave è accensione. Aggiungo una cosa come dire, di contorno per darvi un'idea. Nel Sole avvengono queste reazioni, non esattamente le stesse che avvengono nei reattori perché sono meccanismi leggermente diversi, ma cosa vuol dire fusione? Vuol dire che un atomo di idrogeno ne incontra un altro, si fondano e formano un atomo più pesante, di elio tipicamente. E in questo fenomeno si ha una produzione di energia. Tutti gli atomi fino al ferro, se vengono fusi, producono energia, e sopra il ferro invece bisogna dargliela per spaccarli, è così più o meno, vero? Sì, sì. Ok. Nel Sole queste condizioni si verificano al centro e sono circa 20 milioni di gradi e qualche miliardo di atmosfere. Sulla Terra avere qualche miliardo di atmosfere è impossibile, bisogna alzare la temperatura, quindi abbiamo una roba appunto a 100-200 milioni di gradi, no? E cambiare anche gli elementi che reagiscono, perché sono più facili da far reagire questi, perché sono gli elementi il deuterio e il trizio, sono gli isotopi pesanti dell'idrogeno. Sono più facili da far reagire rispetto all'idrogeno semplice, perché è una carica, vabbè, insomma, senza entrare nei dettagli. Però il problema appunto è come tenerli lì, perché il problema è che questo plasma appena lo si lascia andare si spegne, no? La reazione. Il problema della fusione nucleare non è che esplode, ma al contrario. E perde il confinamento, tende a sfuggire. E quindi perché ci sono dei processi collettivi nuovi che non erano noti. Quindi siamo riusciti, diciamo, a controllare questi processi. E questo ha dato origine all'idea perché la macchina dell'MIT non può accendersi, qui non abbiamo né l'energia elettrica sufficiente per alimentare lo esperimento di accensione né la possibilità di lavorare col trizio. Spieghi bene questa cosa dell'accensione, cosa intende, cosa si intende per accensione? Lei porta questa miscela di isotopi dell'idrogeno, diciamo a 120 milioni di gradi, qualcosa del genere, e a quel punto i prodotti della reazione, i nuclei di elio di cui lei ha parlato, possono essere intrappolati e rallentano il plasma e lo tengono caldo, cioè la reazione si autosostiene, i prodotti della reazione tengono al caldo questo plasma che continua a reagire. Ecco, perché questo è essenziale per provare che un reattore a fusione è capace di produrre energia netta. Perché ci sono, intorno a questa questione della fusione, ci sono per così dire due scuole di pensiero. Attualmente in Francia si sta realizzando questo grande reattore che si chiama ITER, un esperimento che doveva costare 20 miliardi, adesso forse ne costa 50, non si capisce bene, non si sa bene in quali tempi, una macchina molto grande. E la scuola di pensiero che sta dietro a ITER, pur essendo ITER nato dai lavori di Coppi sostanzialmente, sì, anche da altri. Sì, certo, però come dire, l'idea della ciambella, come dire, c'è esattamente anche in ITER, solo che lì l'idea è che il plasma non venga mai acceso, è come dire che noi vogliamo, in entrambi i casi si vuole tenere acceso un fuoco, ma da una parte dicono il fuoco lo teniamo acceso continuando a pomparci sopra aria, invece Coppi dice no, noi dobbiamo imparare a fare in modo che questo fuoco si autosostenga, superi la soglia oltre la quale si sostiene da solo e noi non dobbiamo stare lì a pompare aria per produrre energia. Ma guardi che se vuole l'altro partito, tra l'altro il direttore di ITER, mio vecchio amico adesso, e non è che sostenga che non è essenziale, è che la macchina, essendo grande, ha delle caratteristiche per cui non si presta ad arrivare all'accensione. Ma anche loro pensano che sarebbe meglio arrivarci, quindi dice. Altro che. E il problema, come lei sa, lei in Europa sono le grandi burocrazie. Le grandi burocrazie preferiscono le grosse imprese che fanno colpo. E se lei invece va a dire che fa un esperimento che ha dei rischi, che è vero, sia molto gradita la cosa. Ma noi abbiamo una certa dignità da difendere. Io non posso andare a dire agli studenti una cosa e alle burocrazie. Certo. Come lei sa, no, adesso abbiamo trovato un accordo molto buono. I russi avevano cercato di fare un esperimento stile Initor e hanno costruito delle strutture che sono costate loro più di $1 miliardo nella periferia di Mosca.
Quindi l'accordo attuale tra i due governi è che noi costruiamo il nocciolo della macchina